Ma allora, la Moreto Farm innanzitutto è un'azienda giovane perché non ha storicità da parte di famiglia. Nasce da un'idea mia, di un partner che ha aperto anche lui una nuova azienda, si chiama Radici Azzurre a Santa Giustina, Padova, dove ci piaceva l'idea di portare una tecnica innovativa già presente nel mondo e sommarla con qualche innovazione presente all'interno del mondo accademico dell'università. E nasce con un bando della Regione Veneto, del programma di sviluppo rurale, il PSR quindi abbiamo partecipato a questo bando, abbiamo proposto di inserire in una piccola realtà un sistema di acquaponica quale potesse essere un modello di sviluppo economico per piccole aziende. Allora, l'acquaponica che cos'è? L'acquaponica non è altro che l'unione di due sistemi produttivi, ovvero l'acquacoltura, ovvero l'allevamento dei pesci. I pesci forniscono una soluzione nutritiva per le piante e questa soluzione nutritiva viene inviata in un sistema che si chiama idroponica, ovvero la coltivazione in fuorisuolo, le quali piante assorbono questi elementi nutritivi, depurano l'acqua quindi per il pesce e gliela ritorna pulita. Si crea quindi un circuito chiuso, pesce, vegetazione, si crea un equilibrio che permette di riutilizzare sempre la stessa acqua, i nutrimenti derivano interamente dal pesce e questo permette quindi anche di non sprecare la risorsa acqua che è fondamentale, ed è anche una dimostrazione, proprio dovuta al fatto che coesistono nello stesso ecosistema pesci e piante, che non vengono fatti trattamenti particolari, perché se introducesse un agente chimico o un trattamento particolare nell'acqua, chiaramente il pesce ne risentirebbe. Lo stesso non posso fare degli antibiotici particolari al pesce perché la pianta poi ne soffrirebbe. Quindi è un sistema che ad oggi non è ancora riconosciuto come agricoltura biologica, ma so che è in via di riconoscimento in Europa, ma per il fatto che esiste e che una pianta viene su in coesistenza con il pesce dimostra che è un sistema sostenibile. Sì, una delle idee che stiamo portando avanti è quella non solo di coltivare specie convenzionali, chiamiamo così, ma anche specie definite fitolimurgiche, ovvero sono specie spontanee che naturalmente crescono nel greto del Piave piuttosto che nel Montello. Sono specie che venivano utilizzate dai nonni all'epoca della guerra mondiale, sono specie edibili, quindi mangiabili. La nostra idea sarebbe quella di rivalorizzarle dandogli vita nuova attraverso questo sistema e poterle valorizzare all'interno di un prodotto come un'insalatona piuttosto che con un ristorante che possa proporre qualche specie particolare, e quindi unire tecnologie e anche storia, diciamo. Sì, uno degli aspetti che secondo me sono più interessanti di questo impianto risiede proprio nella sua sostenibilità. L'obiettivo infatti era quello di renderlo il più possibile indipendente dalle sue necessità. La prima necessità è l'acqua, quindi andiamo a recuperare tutta l'acqua piovana che cade sopra la serra e questa viene recuperata all'interno di questo biolago. Nel biolago chiaramente è un sistema anche questo vivo, quindi non viene introdotto nessun tipo di cloro o agente chimico. L'acqua viene pulita, filtrata e a bisogno giornalmente viene introdotta nella serra. Questo secondo biolago invece è dedicato alla riproduzione delle carpe, proprio per potercele riprodurre in casa. Invece il secondo elemento di sostenibilità risiede nella necessità elettrica. Tutto l'impianto è stato costruito per minimizzare la sua richiesta, la quale verrà sopperita con un impianto fotovoltaico che verrà posizionato sopra quella casetta in legno. L'ultimo aspetto, secondo me il più importante, è quello che limitava l'effettivo sviluppo di questi sistemi in Italia. In Italia abbiamo un inverno piuttosto rigido e questo sistema in inverno ha bisogno di un'acqua più possibile vicina ai 20 gradi, proprio dovuto al fatto che le comunità batteriche che convertono l'ammoniaca in nitrato hanno bisogno di una certa temperatura per vivere. E quindi andiamo a recuperare, in linea con il principio dell'economia circolare, delle potature che normalmente si fanno in azienda, potature di scarto, quindi non andiamo ad abbattere alberi, creiamo un cumulo discipato. Da questo cumulo l'anziano direbbe fermenta, sostanzialmente si crea una reazione di compostaggio, la quale, grazie a dei batteri termofili che si sviluppano, generano calore. Noi recuperiamo questo calore con una serpentina d'acqua, viene ricircolata all'interno dell'impianto e questo va a innalzare la temperatura in modo sostenibile.
Quando questo sistema si è esaurito, noi andiamo a riutilizzarlo all'esterno della serra come terriccio fertile per espandere l'impianto. Un altro elemento di cui ci occupiamo qui a Moretto Farm è l'apicoltura, proprio perché le api rivestono un ruolo fondamentale innanzitutto nell'impollinazione. Qui ci troviamo tra due siti di importanza comunitaria, che è il Piave e il Montello. Abbiamo circa un centinaio di alveari disposti in varie posizioni, e una delle particolarità che ci è venuta in mente di provare a portare avanti è l'apiterapia. L'apiterapia consiste nel collegare con un tubicino l'interno dell'alveare. Questo tubicino viene collegato a un respiratore e permettere alla persona di respirare l'aria presente all'interno dell'alveare. Quest'aria è ricca di pollini, di cera, di miele, di particelle che vanno a sommare tutti gli effetti benefici che avrei assumendo circolarmente queste proprietà, quindi il polline piuttosto che il miele. Da studi effettuati si sa che questo sistema è utile per lavorare positivamente sullo stress, sull'ansia, sul sistema immunitario, e quindi una persona può sedersi qui, fare questa seduta di apiterapia intanto che si rilassa.